Buongiorno a tutti amici e amiche amanti del calcio giovanile. Oggi questa splendida giornata di sole ci accompagna per assistere al match tra Vis Palermo e Atletico Stella d'Oriente, una partita che sarà valevole per la 14ª giornata di campionato Under 17 allievi regionali Girone B. La giornata, ricordiamo, non si apre oggi, si è aperta ieri con uno dei match sicuramente più interessanti, con la Fincantieri, la Panormus, si sono di battaglia, un match finito poi 0-1 per la formazione prima in classifica della Panormus, che ha fatto un grande salto in avanti in classifica, rimanendo comunque sempre alla prima posizione, ma prendendo un vantaggio interessante proprio sulla Fincantieri, terza in classifica, quota 31. Adesso invece sale a quota 35 la formazione ospite in quel caso, ovvero quella della Panormus. Dalle nostre prime immagini potete vedere come le due squadre ancora non siano entrate in campo, c'è un piccolo ritardo in realtà, ma cerchiamo di tenere di compagnia anche commentando l'ingresso delle due squadre. Vediamo il riscaldamento dei due portieri di casa con Antonio Mazzola e Francesco Ciminno, che stanno un po' continuando il loro riscaldamento. Anche i ragazzi di casa, anche i ragazzi, cioè soprattutto i ragazzi di casa, i giocatori titolari, vediamo infatti con la maglia numero 8 Giuseppe Zappaviglia, poi tutti quanti stanno insomma completando, o meglio continuando il riscaldamento, perché qualche minuto di ritardo comunque è presente nel campo. Riconoscimento per quanto riguarda invece gli ospiti di oggi, Atletico Stella d'Oriente. A questo punto approfittiamo anche del lungo tempo a nostra disposizione per leggervi le formazioni iniziali, con la Vis Palermo che si schiererà con in porta Antonio Mazzola con la maglia numero 1, maglia numero 2 per Giuseppe Ignoffo, maglia numero 3 per Luigi Mauro, 4 per Alessandro Costa, fascia da capitano. Vediamo anche in questo momento il numero 4 vicino di spalle, che sta aspettando forse l'indicazione del proprio tecnico per continuare il riscaldamento senza palla. Poi con la maglia numero 5 Flavio Macaluso, compagnia in difesa insieme a Giacomo Agnello con la maglia numero 6, poi con la 7 Michele Leonardi, con la 8 abbiamo già detto Giuseppe Zappaviglia, con la maglia numero 9, 10 e 11 completano Antonino Visconti, Salvatore Marsala e Francesco De Luca. Stanno entrando anche con il completo bianconero la formazione ospite dell'Atletico Stella d'Oriente, con in porta Cristian Porte, vice capitano, poi Giovanni Coppa con la 2, con la maglia numero 3 Samuel Alessi, maglia numero 4 per Simone Stassi, poi Samuele Montalto, Francesco Parolisi, Salvatore Capaci con rispettivamente le maglie numero 5, 6 e 7, maglia numero 8 per il capitano Gaspere Presti Monaco, maglia numero 9 per Antonino La Barbera, con la 10 Richmond Tuan Hameyav e poi con la 11 Riccardo Amato. Insomma, abbiamo già detto un po' tutte le formazioni, poi ci sono chiaramente le panchine, ma le scopriremo forse con i cambi, non vogliamo spoilerare nulla, ma possiamo dire che ci sono giocatori molto molto interessanti. Tendendo invece il dietro di gara, leggiamo anche le statistiche che possono sempre dare delle informazioni utili relativamente alla partita, che comunque, parliamo di due squadre che si trovano al momento al 7° posto per la Vis Palermo, lontana dalla Villa Abate invece che si trova al 6° posto. Una vittoria oggi per la Vis Palermo non significherebbe comunque andare ad agganciare il Villa Abate, chiedo scusa, ma comunque significherebbe avvicinarsi notevolmente e potrebbe essere uno degli obiettivi di oggi della formazione di casa. Dall'altra parte invece Atletico Stella d'Oriente ha una situazione in classifica non proprio ottimale, difatti si trova al 12° posto, ma ci sono dei dati molto molto interessanti, perché l'Atletico Stella d'Oriente è una formazione che ha realizzato 13 gol ed è una formazione quindi che si trova con il peggior attacco, immaginandoci la classifica dei gol fatti del campionato, si trova all'8° posto, però ha un dato molto interessante, ovvero quello della difesa, 19 gol subiti, difatti si trova ad essere la 6ª migliore difesa. Insomma, una squadra che probabilmente non cerca di fare un attacco spumeggiante, ma cerca maggiormente di primeggiare la fase difensiva, e ci riesce anche molto bene, perché comunque è la 6ª migliore difesa. Dall'altra parte Vis Palermo invece un rapporto col gol abbastanza equilibrato, sia dal punto di vista offensivo che difensivo, perché si trova con l'8° miglior attacco a quota 27 gol fatti, e si trova anche come 9ª migliore difesa, non un dato ottimale, con 30 gol subiti. Possiamo anche capire come 11 gol di differenza dal punto di vista difensivo siano veramente tanti, soprattutto arrivati alla 14ª giornata di campionato. Potrebbe essere un dato abbastanza importante per la partita, perché ci immaginiamo un Atletico Stella d'Oriente che probabilmente andrà a giocare una sfida più difensiva, cercando anche di riuscire a racimolare, perché no, qualche punticino. Infatti si trova a 9 punti, andare a quota 10 potrebbe significare anche un piccolo passo avanti. Stesso discorso per la Vis Palermo, che invece si trova a 6 punti di distanza, scusa, a 8 punti di distanza, che si trova a quota 17 punti, e una vittoria, quella di oggi, potrebbe veramente significare tantissimo, non solo dal punto di vista della classifica. Abbiamo già detto il Villa Abate è lontano, quota 25 punti, ma comunque potrebbe farli avvicinare anche soltanto di 5 lunghezze. Poi
campionato presenterà comunque tantissime altre giornate, di conseguenza tutto il tempo per poter recuperare, ma nel frattempo vi regaliamo anche le immagini del riscaldamento. Approfittiamo appunto di questo piccolo per farle vedere delle immagini un po' inedite. Solitamente si commenta la partita, ma adesso anche il riscaldamento vi faccio vedere la squadra di casa della Vis Palermo come dicevano loro, ma poi ci sposteremo anche sull'Atletico Stella d'Oriente. In questo momento Ameyav sta calciando per l'Atletico Stella d'Oriente con un grande mancino, però le immagini al momento sono sulla Vis Palermo. Questa è la conclusione di Salvatore Marsala con la maglia numero 10. Zappavigna fa un appoggio e calcia anche molto bene qui Francesco De Luca. Chissà che non trovi queste direzioni, queste traiettorie anche durante il match, attraversa ragazzi di casa molto carichi. Oggi sicuramente il tempo li aiuta, perché giocare con un sole così può essere chiaramente non ottimale dal punto di vista dei portieri, avere il sole contro non è sicuramente facile, però per i giocatori un tempo così mite potrà chiaramente renderli anche con poca difficoltà, perché il vento sembrerebbe quasi, c'è un piccolo vento in realtà, però non così tanto fastidioso. Poi il sole chiaramente primeggia questa bellissima giornata di oggi, dell'8 gennaio. Insomma, ci presenta delle giornate così belle, succedeva da tempo probabilmente, ma succede anche questo in Sicilia con un tempo così bello. Nel frattempo che le squadre stanno ancora continuando il loro riscaldamento, si pensava potesse iniziare in realtà tra poco la partita, ma si perde ancora un pochino di tempo. Ma questo è anche il bello della diretta, non sappiamo mai quando inizi la partita, ma pronti a commentare anche il riscaldamento. Zappavigna calcia la palla, poi invece calcia con la mano numero 2 Giuseppe Ignoffo, calciato non proprio in maniera ottimale, quello suo, quello di difensore, insomma. Mi viene chiesto probabilmente di trovare le distanze, cosa invece potrà fare con la maglia numero 5 Flavio Macaluso. È vero, anche lui parte dalla difesa, ma molto spesso ne ho commentato anche diverse partite dall'inizio campionato, giocare comunque sale, calci tanto e potrebbe fare valere i suoi centimetri, qualche colpo di testa oppure qualche conclusione ravvicinata. Invece tende maggiormente a rimanere dietro dal punto di vista offensivo quando la formazione sale, soprattutto nei calci d'angolo. Invece stavolta rimarrà avanti, o se invece resterà come sempre in fase difensiva, giocherà comunque veloce, utile anche nei contropiedi. D'altra parte c'è comunque Ameyav che giocare molto rapido, dotato di un grande dribbling, l'abbiamo visto anche di un grande mancino. Non è stato ripreso dalle telecamere, ma io da questa postazione ho visto calciare col mancino, ha calciato molto molto bene. Sarà una sfida importante contro Antonio Mazzola, che tra i pali è un grande portiere. Intanto il direttore di gara è arrivato, quindi si potrà finalmente iniziare questa partita. Un pizzico di ritardo, abbiamo già detto, ma credo ne sia valsa la pena per questa sfida. Il direttore di gara con la palla tra le mani attende che arrivino anche i ragazzi ospiti dell'Atletico Stella d'Oriente, che come abbiamo già detto ha un dato molto curioso, quello del peggior attacco, ma anche di essere tra le migliori difese, la sesta, con soltanto 19 gol subiti. Insomma, la partita che verrà impostata probabilmente proprio su questo. Intanto vediamo con la maglia numero 5 Samuele Montalto capeggiare, non ha la fascia da capitano, ma da leader chiama i suoi compagni, dice ragazzi forse è il tempo di iniziare la partita, vogliono questi punti. Il direttore di gara intanto sta controllando le ultime cose, tra le quali le reti. Sembrerebbe tutto a posto, campo in condizioni perfette, quello del Tommaso Natale. Veramente giocare in questi campi è sempre un grandissimo piacere. Vediamo il manto con una cura perfetta, poi sta controllando anche la palla il portiere ospite Christian Torpe, vice capitano della squadra, e adesso entrano pure i ragazzi in campo, si dirigeranno verso la zona mediana. Il direttore di gara più avanti dei ragazzi, deve essere lui a portare il pallone a centrocampo, lo posizionerà lì. Nel frattempo entrambe le squadre non con molto ordine in realtà, quasi mischiate, colori rossi, colori bianconeri, quelli della Vis Palermo contro l'Atletico Stella d'Oriente. Il direttore di gara sta parlando con i due capitani, si tratta del numero 4 della Vis Palermo Alessandro Costa, e poi con la maglia numero 8 Gaspare Presti Monaco. Stanno scendendo probabilmente il campo con Costa che ha indicato quella zona.
poi viene seguito il minuto di silenzio. Terminato il minuto di silenzio, un ampio prepartita poi con il riscaldamento. Oggi immagini un po' inedite rispetto al solito, ma siamo contenti di avervele raccontate. Tempo classico cenno prima di iniziare la partita, il batticipio con le tre due squadre e poi anche con il direttore di gara. Si va dalle panchine rispettive, ospiti chiaramente, per continuare il giro delle mani. Poi si inizierà la partita con il direttore di gara che sta andando anche verso le porte. Ha controllato la prima porta, entrando subito dalla porticina d'ingresso del campo. Adesso sta controllando la seconda e poi finalmente inizierà questo match. Un pizzico di ritardo, l'abbiamo detto, ma ne sarà valsa la pena perché sono due squadre molto molto interessanti. Vediamo come imposteranno la partita. Probabilmente ci immaginiamo Atletico Stella d'Oriente una gara più difensiva, più sporca, forse dal punto di vista tecnico. È comunque abituato a subire pochi gol, è abituato soprattutto a segnarne pochi, perché ricordiamo il dato del peggior attacco con 13 gol fatti. D'altra parte invece Vis Palermo, l'attacco più spumeggiante, 27 gol fatti, 30 però quelli subiti. Anche questa potrebbe essere un fattore abbastanza importante della partita, ma nel frattempo anche le due squadre con il classico grido iniziale, il ritmo prima di iniziare le partite. Ma adesso la palla verrà finalmente data al campo e soprattutto viene data ai ragazzi ospiti Atletico Stella d'Oriente, che inizierà questo match. Per quanto riguarda la Vis Palermo, notiamo sulla fascia mancina Giuseppe Ignoffo, poi centrale Agnello e Macaluso, avevamo già annunciato in precedenza. Poi Costa giocherà come vertice basso, Mauro come terzino destro, Zappavini a centrocampo, poi largo Lonardi, poi c'è Marsala, De Luca. Adesso cerchiamo di capire l'impostazione e inizia anche il match con la partita, che è il primo possesso palla per l'Atletico Stella d'Oriente, che tocca con la testa, poi subito in anticipo poi Mazzola, fa buona guardia comunque Agnello. Macaluso guadagna qualche metro, c'è la pressione comunque da parte di La Barbera. Zappavigna si gira, Agnello, due giganti, Macaluso e Agnello, coppia indissolubile. Mauro prova a girarsi, è stata buona la pressione di Capaci, ma non riesce comunque a fermare il giocatore con la maglia numero 3, Luigi Mauro, che va con le mani, cerca l'inserimento di De Luca, poi palla alzata, Lonardi la aggancia col petto e poi allontana la difesa ospite. Questa è la prima occasione della partita, con l'intervento spaziale da parte di Samuel Alessi, se abbiamo visto bene. Il primo calcio d'angolo dopo un minuto della partita a tinte rosse, quindi per la Vis Palermo. Dentro l'area ci sono un po' tutti, ma invece dietro Ignoffo, avevo anche detto in precedenza, invece soprattutto rimane dietro Agnello, è molto alto, cross al centro, palla che attesa tutta la di rigore, poi Amelia si accontenta della rimessa laterale. Se avesse da quella posizione, se avesse stoppato avrebbe dovuto trovare anche qualche dribbling, forse rischiando un poco. Lui saggiamente invece ha deciso di evitare, si riparte con le mani. Amelia l'aggancia con il petto, viene fermato da Costa, il capitano si appoggia dietro. Mauro, buona la finta, Macaluso, c'è Agnello accanto a lui e infatti viene servito. Lontana la sfera, va a fare partire uno dei giocatori più interessanti. Si tratta di Antonino Visconti, giocatore dotato di un grande dribbling, poi trattenuta abbastanza plateale su Samuele Montalto. Sarà quindi calcio di punizione. Dopo 2 minuti si ferma un attimo il gioco per consentire a Atletico Stella d'Oriente di battere
questo calcio piazzato, poi allo stesso Montalto, accanto a lui, vediamo con la maglia numero 6 Parolisi, lui andrà probabilmente lontano, e infatti va a lungo. Ottima qui la chiusura di Mauro, una marcatura perfetta per non fare arrivare la palla a Salvatore Capaci. In precedenza abbiamo visto già uno scontro tra i due, con Mauro dove era meglio, chissà che invece Capaci non lo punti magari maggiormente per cercare di rifarsi forse. Poi più di testa Alessi. De Luca con la testa, alza la palla, poi Costa che viene anticipato da Stassi in questa sfida dei numeri 4. Macaluso, Agnello, c'è la pressione di La Barbera, lui riesce comunque a alzare la palla, è un grande lancio per Ignoffo, poi con la testa chiude in fase di ripiegamento. Adesso Leonardi, Marsala, grande giocata di Marsala, davvero numero 10, poi si appoggia da Costa, allarga il gioco. Poi il gancio di Visconti, vuole il dribbling, Visconti crossa al centro e la blocca con sicurezza Torpe. Questa è subito una grande giocata da parte della Vis Palermo con Marsala che ha fatto vedere tutta la sua tecnica, poi ha allargato il gioco su Costa, che poi lui invece in realtà ha allargato il gioco per Visconti. Buon dribbling, palla al centro, però Torpe la blocca. La Barbera, testa Macaluso. Amato qui sbaglia il controllo, poi Ignoffo, Ameia cade a centrocampo, tutto regolare però, poi viene lanciato La Barbera. Questa palla interessante da parte di Presti Monaco che però non termina, non arriva nei piedi del con la maglia numero 9 che oggi avrà contro due buonissimi difensori come Macaluso e Agnello, due giganti, insomma veramente non facile riuscire trovare le giocate migliori. Agnello, classico lancio a girare la difesa, grande qui la giocata, può attaccare la porta De Luca, viene fermato dall'ottimo intervento difensivo parte di Montalto, poi riesce comunque a passare al compagno. Ignoffo lotta anche lui sulla linea di fondo, il dribbling, palla tocca lì, rimane lì la palla, Montalto allontana, l'aggancio, Zappavegna fa un grande recupero come sempre, poi casca giù, calcio di punizione e questa può essere già un'occasione importante per la Vis Palermo, minuto 4 di gioco, con le Zappavegna che ha fatto come sempre un grande lavoro dal punto di vista della quantità, perché prima recupera palla, poi subisce anche il fallo. Centrocampista molto interessante. Paragone con Nicolò Barella sembra veramente semplice dal punto di vista fisico, poi il modo di giocare chiaramente sono paragoni che vengono fatti un po' così. Tanto calcio di punizione con Agnello, Giacomo Agnello che andrà a battere, batte Agnello, palla che gira, ma gira forse un po' troppo a chiudere, non ne preoccupa nemmeno Porpe, che infatti nemmeno si butta, resta comunque lì, guarda la palla uscire e si accontenta della rimessa dal fondo. Montalto va a lungo, cerca la Barbera, intercetta Costa, poi Ameiao viene anticipato, Marsala, Leonardi, buono qui il lavoro, ancora Marsala, qui questa volta sbaglia, poi il giocata fine da parte della Barbera che la riconquista, poi la pressione di Leonardi sull'ottimo intervento da parte di Coppa, fa partire il compagno, il dribbling, ottimo, poi sempre Leonardi in anticipo, ma questa volta non riesce a trovare la palla, poi anticipato la Barbera, Ameia la controlla, numero 10, poi sbaglia il passaggio, adesso un po' troppo superficiale questo passaggio, palla verso De Luca, l'aggancia, poi il recupero dall'Atletico Stella d'Oriente. Ha iniziato molto bene sicuramente il giocatore con la maglia numero 10, Richmond. Ameia, l'errore forse non da lui, l'errore chiaramente che non dovrebbe fare, un passaggio in orizzontale in quelle posizioni solitamente non si fa, o se si fa chiaramente deve essere fatto con grande decisione, con anche una maggiore forza. In quel caso invece lui è venuto abbastanza molle sul passaggio e infatti la palla è stata facilmente recuperata poi da Costa. Giocata di Visconti, Macaluso parte in dribbling, buona qui la giocata a cercare Marsala, ma poi il facile preda di Stassi. Zappavegna, solito intervento, può ripartire a centrocampo, la sterzata, si appoggia, Costa, Mauro va giù Costa, poi chiede scusa alla Barbera, anticipo, parte di Alessi, la difende poi Mauro sulla linea di fondo, la buona pressione comunque di Capaci. Ho visto tante volte Mauro attaccare e Capaci difendere, sa che invece non si inverta il trend con
capace di attaccare, e Mauro invece sulla fase difensiva, ma siamo arrivati soltanto al 7° minuto di gioco, quindi possiamo aspettarci ancora di tutto. Intanto si riparte con le mani, sempre Mauro sul punto di battuta. Visconti, poi palla al centro che attraversa l'area di rigore, quasi fino ad arrivare ad Ignoffo, che ha attaccato molto bene la profondità con questo inserimento a tagliare. Poi però è molto bravo nella fase difensiva il suo avversario, che riesce anche a fare toccare la palla proprio al numero 2, che sta andando invece a battere. Si riparte con le mani, Coppa, Amato con la testa, palla che viene alzata, la carica della difesa, Marsala apre la palla molto velenosa, poi con il colpo di testa di Montalto verso il proprio portiere Porpe. Ha un po' rischiato in realtà qui la difesa ospite, con Porpe che comunque era in anticipo, ma una palla così velenosa può fare veramente male. Costa col mancino, allarga bene su Mauro, centrale, va di ritorno, Ameia sbaglia il contrasto, poi in anticipo ancora Ameia, si fa attaccare da Zappavigna, riconquista per la Vispalermo, Visconti può attaccare la porta, la sterzata, grande dribbling, Visconti entra in zona di rigore, viene fermato da Montalto, 2 uomini, poi Ameia questa volta invece nemmeno questa volta riesce a trovare la buona giocata. Inizio non fortunato per lui, ma ripeto, siamo soltanto all'8° minuto di gioco, quindi comunque ci aspettiamo una netta ripresa per il numero 10, che si è riscaldato molto bene, perché chissà che invece proprio non si riprenda calciando verso la porta. Entra in campo nel frattempo Capace, tutto a posto, Marsala, Zappavigna, le finte, mezza 2, casca giù contro Meia, calcio di punizione, intervento irregolare del 10 su Zappavigna, che ha già conquistato 2 calci di punizione in 9 minuti, ogni 4,5 perché amanti delle statistiche. Questa volta non va Agnello, Ignoffo non sale, Zappavigna rimane lì. Era calcio di punizione, distanza che sembra proibitiva in realtà. Vediamo. Ma con la conclusione mancina, palla che termina fuori. Ci ha provato Antonino Visconti, ma non inquadra la porta. Porpe è molto tranquillo, ma già in questi primi 10 minuti possiamo capire un po' l'andazzo della partita, perché vediamo una Vispalermo attaccare praticamente in continuativa. Ameia si gira questa volta bene, poi viene raddoppiato da Marsale, questo scotto tra i 10. De Luca poi cerca un passaggio complicato, palla comunque deviata, ottiene la rimessa laterale, probabilmente il massimo, e invece no, perché l'ultimo a toccare è proprio De Luca, sembrava di no. Ameia sbaglia, Marsala cambia poi il gioco Visconti, ma il gioco è stato interrotto dal direttore di gara che fischia un calcio di punizione. Fallo ancora di Ameia. Sarà calcio di punizione dunque per la Vispalermo, si allontana Zappavigna, poi Amato torna invece in fase difensiva per l'Atletico Stella d'Oriente. Sul calcio di punizione è battuto da Visconti, salta però penso che andrà al centro, infatti è proprio così. Visconti, palla lunga, Porpe esce benissimo con le mani, presa alta e fa ripartire il suo Atletico Stella d'Oriente. Adesso un contropiede, Amato si allunga la palla contro 4 avversari, poi era meglio Macaruso, Costa e si torna dietro. Mazzola, anche lui uno dei primi palloni. Macaruso
Costa. Buono qui il dribbling. Poi il lancio del numero 4 che prova a cambiare gioco, viene deviato, poi Esti Monaco la mette giù. Ameia col mancino, vede l'inserimento del compagno, la Barbera si gira, spara alla porta, viene tallonato in maniera irregolare da Macaluso, un calcio di punizione. Adesso si può vedere anche l'Atletico Stella d'Oriente che non ha realmente attaccato, ma sa che non inizia a farlo proprio da questi minuti. A colloquio intanto Montalto. Poi ritorna dietro con cambio ottimo a cercare Leonardi, l'aggancio, Leonardi calcia, palla che termina fuori, ma è stata una preparazione al tiro molto interessante quella del giocatore con la maglia numero 7, Michele Leonardi. Ma la palla anche Visconti da girare la difesa alle spalle per l'appunto. Ameia, ottimo qui l'intervento a parte di Costa che non lo fa girare, partita superlativa del numero 4, così come quella di Zappaviglia che adesso sbaglia in realtà. Poi Agnello prova il solito lancio alle spalle della difesa, attacca Visconti, ma è palla veramente complicata, profonda. Però questi palloni dei porti di Agnello sono sempre molto interessanti, perché ha una capacità di calcio questo giocatore con la maglia numero 6 molto importante, soprattutto per l'età che ha. Comunque stiamo parlando sempre di un campionato under 17, ma un lancio veramente molto interessante. E qui con gente come Leonardi sulla sinistra, ma anche Visconti sulla destra, sono palloni che possono essere veramente velenosi per tutti i portieri. Il portiere deve stare veramente molto attento. Agnello, solito lancio, Ameiavi in anticipo, in mezzo a tre avversari, Zappaviglia ancora una volta, che è giocatore il numero 8, recupera palla, poi si allunga un po' con la scivolata di stessi, ma Zappaviglia rimane ancora lì e poi guadagna anche la rimessa, ma soprattutto guadagna gli applausi da parte del proprio tecnico, purtroppo non quelli della tifoseria presente. Oggi porte chiuse. Siamo sicuri che ci staranno seguendo da questa diretta, noi chiaramente salutiamo tutti. Macaluso si appoggia dietro il suo compagno di reparto Agnello che guadagna dei metri, poi ci ripensa e si appoggia ancora da Flavio Macaluso. Visconti fa scorrere la palla su Mauro che arriva, poi cross al centro, deviazione, la palla rimane ancora lì, ma è sempre possesso Vis. Si inserisce Costa, poi torna dietro anche su indicazione del tecnico. In realtà palla al centro, terza area di rigore, poi arriva scivolata anche Marsala, ma non riesce a trovare la via del gol. C'era comunque arrivato bene, ma Porpe in anticipo blocca anche con notevole sicurezza. Si ritorna da Mazzola, da Porpe a Mazzola. Agnello alza la palla come sempre, poi Amato sbaglia il passaggio, gli offre in anticipo, poi riesce a mettere una pezza. Coppa rischia un poco, poi Presti Monaco lancia questa palla, ci crea l'inserimento di Amato, ma c'è Agnello comunque pronto a chiudere la pressione di la Barbera, non butta palla, Ignoffo può ripartire, qui la Vis Palermo, Amato riesce a conquistare il pallone. Stassi e poi l'intervento di Marsala che anche in fase difensiva si fa sentire. Rimessa laterale, zona offensiva con Coppa con le mani, alza verso la Barbera, la sponda buona, qui poi Marsala è scivolata, Stassi riesce comunque a fare toccare sui piedi dell'avversario e ottiene quindi il calcio d'angolo, il primo per l'Atletico Stella d'Oriente che adesso sta iniziando un po' a attaccare. Chissà che infatti non inizi ad aumentare il ritmo. Ricordiamo il peggior attacco del campionato, ma questi dati sono sempre molto importanti, ma non possono mai dare un riscontro ufficiale sulla partita, perché quello soltanto il campo potrà farlo. Peccato
calcio d'angolo, palla che attraversa tutta la di rigore. Qui se qualcuno avesse incornato la palla di testa probabilmente avrebbe trovato anche il gol, perché da quella distanza Mazzola, che non avesse fatto chiaramente il miracolo, avrebbe potuto veramente pochissimo. Attenzione importante, poi Mazzola va a lungo, prova De Luca all'inserimento alle spalle di Visconti, che ha chiamato a gran voce il compagno. Avete anche sentito dai nostri microfoni probabilmente le urla di Visconti. Si era inserito benissimo dietro le spalle dei difensori, la palla però non è arrivata ai suoi piedi, con De Luca che ha provato a servirlo, non ci è riuscito. Si riparte con le mani intanto davanti la panchina della formazione di casa. Alza la palla, poi allontana la difesa, pressione di Ameyav che commette ancora fallo. Costa sempre molto importante sulla fase di recupero palla, poi si concede anche un dribbling, conquista calcio di punizione. Questa può essere una questione importante per la Vis Palermo. La distanza sembra abbastanza notevole, però lì probabilmente ci immaginiamo un rilancio di Agnello, che però invece va in avanti, quindi nessun lancio di Agnello, ci immaginavamo forse questo. Il tecnico ha deciso per altri schemi probabilmente, perché sul punto di battuta non c'è lui, c'è Visconti. Cos'è calcio? Tocco morbido la testa di Macaluso, che le riesce a toccare ma non a piazzare, ma comunque era tutto fermo per posizione di fuorigioco. Dunque al minuto 19 abbiamo anche il primo fuorigioco della partita, con Macaluso che si è inserito molto bene. Alle sue spalle c'era Agnello, che forse però era partito in posizione regolare, quindi però il replay purtroppo non lo abbiamo al momento. Da casa probabilmente potendo mandare indietro per vedere meglio questa situazione. Rilancio dalla difesa da parte di Agnello, sempre molto utile. Poi Porpe salta in anticipo, si scontra veramente in maniera regolare con De Luca e si continua. Coppa, poi subisce fallo qui Stassi su Lonardi. Calcio di punizione, minuto 20 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. 0-0 la partita, ritmi abbastanza alti con la Vis Palermo che al momento sembrerebbe essere in controllo del match, ma non ha in realtà concesso troppo, ma è comunque sempre in partita. Montalto, palla lunga con la testa, Agnello mette in calcio d'angolo, non rischia, palla velenosa anche questa, parte della formazione ospite che adesso guadagna il suo secondo calcio d'angolo. Il primo minuto 17, adesso il secondo minuto 21, in distanza di 4 minuti trova il secondo corner della Vis. Rimane in avanti soltanto un uomo, si tratta di De Luca. Palla che attraversa la di rigore, quasi a cercare la porta addirittura, con Mazzola sul primo palo. Macaluso ha ricevuto la palla da Mazzola, c'è accanto Zappavigna, posizione centrale, Marsala, Agnello, Macaluso guadagna qualche metro, poi scarica su Mauro, la pressione di Capaci che riesce questa volta a fermarlo. Ameyav si allunga la palla, Mauro è scivolata, un osso duro il numero 3. Rimessa laterale, quindi va con le mani lunghe, Costa di testa, si ritorna ancora lì, ancora rimessa laterale, ancora con Samuel Alessi. Rimessa laterale, si ricomincia sempre da quella posizione con Alessi. Poi Marsala allunga questa palla, De Luca la può controllare, prova a girarsi, quella scivolata non regolare,
poi rimane comunque a terra. E infatti Di Torigara ferma un attimo il gioco per consentire le cure mediche, probabilmente. Vediamo se entrerà lo staff medico della formazione ospite. Una scivolata comunque precisa perché sul pallone, ma ovviamente poi un contrasto quasi obbligatorio, fatto rimanere il giocatore a terra, che però si rialza adesso. Gioco momentaneamente fermo, poi si ricomincia con Contatto che della palla, Costa, Leonardi, Costa ancora, grande qui la giocata, verso il numero 7, viene fermato, poi la Barbera, ottimo qui l'aggancio al volo, poi Agnello, lo vuole fare passare e ci riesce anche benissimo, chiede anche la rimessa laterale, ma Di Torigara non è dello stesso avviso, con Ignoffo che la riconsegna a Coppa. Poi la conclusione da parte di Amato su Ignoffo che mima un colpo in testa. È un gioco pericoloso. E Torigara non è dello stesso avviso, la sua testa è diversa. Infatti concede la rimessa laterale in attacco alla Atletico Stella d'Oriente, che adesso potrà attaccare, minuto 24 di gioco, con nuove azioni. C'è Coppa sul punto di battuta con le mani. Ricevuta palla, terminata fuori. Cambio di pallone, dunque si torna con quello precedente che era terminato fuori. Va Coppa con le mani per la Barbera di testa, sempre molto utile Agnello, poi riesce comunque a sgusciare via, allontana la sfera Visconti, a terra De Luca, Zappavigna sguscia e casca anche giù. Calcio di punizione. Sconto contro Monaco in questa gara tra numeri 8. Al momento sembrerebbe essere Zappavigna maggiormente in forma, ma siamo comunque al minuto 25. Mancano 20 minuti per quanto concerne il primo tempo e poi tutto il secondo, 45, insomma 65 minuti più i recuperi. Sappiamo ormai nel mondo del calcio essere abbastanza lunghi, chissà che arrivino anche nel mondo del calcio giovanile palermitano, come regionale. Questa è una sfida valevole, ricordiamo, per la 14ª giornata di campionato Under 17 allievi regionali girone B. Gioco al momento fermo perché comunque, nonostante è stato lui a commettere fallo, poi ha avuto anche la peggio questo scontro contro Zappavigna, che invece si è rialzato senza alcun problema. Infatti già pronto a centrocampo a ricevere la sfera. Leggermente claudicante per Monaco. Gli auguriamo chiaramente di rientrare in campo. A lungo Agnello. E calcio di punizione intanto. Con la Vista che credeva di avere loro il possesso palla questa punizione, ma Di Torigara ha fischiato al contrario, quindi calcio di punizione per l'Atletico Stella d'Oriente. Sì, la palla era battuta da Porpe. Andiamo qualche secondo, tanto c'è anche dei movimenti in panchina quanto riguarda la Vis Palermo. Forse si risiede. Piccolo riscaldamento dunque. Macaluso con la testa, puntuale, Leonardi in anticipo, Amato alla meglio, riesce a sgusciare, Amato casca giù ed è calcio di punizione. Questa può essere veramente importante per l'Atletico Stella d'Oriente per cercare la porta. Al momento Mazzola non è stato ancora chiamato in causa con una delle sue classiche parate, ma adesso può essere chiamato veramente a rispondere in maniera importante il portiere con la maglia numero 1, perché questa punizione può dire veramente tanto grande giocata qui di Amato con il suo dribbling, che prima ha riconquistato palla
su Lonardi, poi quest'ultimo ha commesso fallo. Ed è calcio di punizione con Ameya su punto di battuta. La sua rincorsa al momento non fa presagire un tiro, ma piuttosto uno schema. Vediamo se magari si posizionerà diversamente con il corpo. Adesso si sposta leggermente, forse è un cross. Invece calcia verso la porta Ameya, prende in pieno la barriera e allontana poi con forza Ignoffo. Anche per lui una buonissima partita. Anzi, era Mauro sulla fascia destra, Ignoffo dall'altra parte a sinistra, sembrava essere passato dall'altra parte, ma così non è. Intanto lottano a centrocampo. Ameya si appoggia dietro. Alessi, Marsala, Mauro. Poi il tocco per favorire l'inserimento di La Barbera che casca giù. Calcio di punizione ancora. Sta venendo fuori l'Atletico Stella d'Oriente, lo sta facendo con i suoi uomini più offensivi. Calcio di punizione, guadagna ancora qualche secondo in più la formazione ospite, che adesso batterà questo calcio piazzato. Invece è stato Ameya a cercare la porta, non trovando. Questa volta invece si andrà con un cross al centro. Capaci, l'aggancio inizialmente fortunato, poi un po' sconnesso, una palla che termina fuori. 30 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante. La gara al momento dice 0-0, non molte occasioni da gol, però emozioni con belle giocate, dribbling, anche tanti contrasti. Marsala prova a girarsi, è passato notevolmente il numero 10. Mauro, ottima qui la giocata di Visconti, classica per lui. Finta di corpo, poi rientra e subisce anche il fallo tallonato. Forse anche il cartellino giallo, e infatti arriva anche il cartellino giallo. Non è d'accordo l'autore del fallo, totale di Alessi. Vediamo appena. Questo è un calcio di punizione, l'ennesimo della partita. Abbiamo visto effettivamente tante punizioni, più punizioni che azioni da rete in realtà. Con questo intervento di Alessi regolare, con Visconti che ha fatto una grande giocata facendo passare la palla sotto le gambe, poi finta di corpo, mette sul destro, fa sul sinistro. Nel caso Alessi non può fare altro che atterrarlo e quindi regalare il calcio di punizione. C'è Ignoffo e Costa sul punto di battuta, Zappavigna sempre dietro, Marsala anche con lui e poi Mauro. Ignoffo va col sinistro, cerca l'inserimento di Visconti con la testa, ma esce ancora una volta in presa alta con sicurezza Porpe che va subito in avanti. C'è Stassi che si è inserito, ma in vantaggio Mauro. Lo scontro tra numero 3 e numero 4, al momento in vantaggio. Qui sembrava Mauro, poi si è fatto superare, ma in realtà ha riconquistato la palla. Poi Amato, si continua. Presti Monaco, ancora Amato, Presti Monaco, cerca di passare, palla che poi termina sul fondo, ma la salva Ignoffo. Zappavigna e ancora Ignoffo. Le finte di Marsala, grande gioco, poi è scivolata di Stassi. Poi un'altra scivolata con Costa, dopo la scivolata di Stassi con il numero 4, risponde l'altro numero 4, anche lui in tackle basso, facendo vedere che i numeri 4 probabilmente hanno come caratteristica quella della scivolata. Poi calcio di punizione, una trattenuta di troppo di Ignoffo, che dice di no, dice di aver avuto le mani larghe. Si può anche ampiamente vedere dalle sue gestualità abbastanza palesi. Però dite di gara dice calcio di punizione ed è ancora occasione quindi per l'Atletico Stella d'Oriente sul punto di battuta. Vediamo con la maglia numero 2 Giovanni Coppa, che infatti viene chiamato anche dai compagni probabilmente per qualche schema, forse provato in allenamento, vedremo come andrà. Di Tricare intanto fischia, palla al centro col tacco, prova a deviarla e va lì La Barbera, calcia col mancino, fatto bene. Il numero 9 sente la porta, il numero è pesante ma dà anche dei grandi
poteri, e uno di questi è proprio quello di trovare la porta anche in condizioni precarie. Lui l'ha tentato, ma questa volta non c'è riuscito. Il primo tiro della partita per quanto riguarda l'Atletico Stella d'Oriente. Montalto, ottimo in fase di ripiegamento, poi lo aiuta Alessi. Rettifico, in precedenza è stato ammonito il capitano Presti Monaco, non Alessi. A distanza non si era capito bene chi avesse fatto il fallo, ma si tratta dell'8. A terra la Barbera, non fa complimenti Macaluso, che ha la meglio sullo scontro fisico. Una gara veramente complicata per l'attaccante la Barbera, contro due colossi come Agnello e Macaluso, molte volte in contrasto con Macaluso. Chissà che magari nel secondo tempo non cambi il suo avversario attaccando maggiormente sulla fascia destra. Parolisi allontana la sfera. Ignoffo. Poi la scivolata classica a centrocampo. Marsala. Costa. Guadagna qualche metro. Costa vede l'inserimento iniziale di Leonardi, poi si è fermato. L'ha infatti regalata a Porpe, che ringrazia il capitano avversario e riparte con il possesso. Amelia allunga la palla ed è Amato con la testa, sempre Agnello. Poi Stassi, Zappavigna lo tallona. Presti Monaco alza la sfera, vede l'inserimento da parte di Capaci, ma troppo profonda la palla, poi anche troppo corto l'inserimento dell'attaccante, dell'esterno, motore Capaci. Anche coperto in maniera brillante da Mauro. Colpo di testa a centrocampo, Stassi si gira. Ottimo qui il movimento, poi con l'esterno si appoggia, Presti Monaco, guadagna qualche metro, lo tallona Marsala, lo infastidisce, infatti prende la palla a Mauro, poi Alessi, Ameia, lottano a centrocampo, prova a girarsi il numero 10 che sbraccia con forza, grande qui la personalità del 10. Poi Zappavigna viene falciato dalla Barbera, che comunque chiede immediatamente scusa al numero 8, intervento irregolare in ritardo, però comunque con nessuna cattiveria, in ritardo, Zappavigna è stato molto rapido a spostare la sfera. Intervento falloso, intanto si riparte con Macaluso, vede De Luca, Marsala la controlla a seguire, De Luca prova a calciare, poi la palla per Leonardi e la parata di Porpe. Cosa ha preso il portiere? Un inserimento praticamente alle spalle da parte di Leonardi. Porpe ha dovuto forse probabilmente pregare nelle sue abilità per riuscire a prendere questa palla. L'ha fatto benissimo, perché in presa bassa Leonardi l'aveva piazzata almeno quanto più possibile probabilmente, ma doveva fare i conti con Porpe, che ha appena realizzato un miracolo assoluto, e se la gara rimane sullo 0-0 è grande merito del portierone, maglia numero 1 Cristian Porpe. Calcio d'angolo, palla lunga a cercare Macaluso per la rovesciata, si autolancia Stassi, prova a girarsi, lotta e poi atterra l'avversario, poi subisce un colpo forse, poi viene falciato in maniera irregolare da Coppa. Un ottimo break offensivo da parte di De Luca, ha fatto vedere tutta la sua tecnica, ma nel frattempo rimasto a terra si tocca anche la testa, probabilmente Stassi. Una grande partita quella del numero 4, tanta tenacia. Va bene. Vedi che lo devi fermare subito il gioco. Una botta in testa, ha fermato subito il gioco, non è anche indicato e suggerito dalla panchina la formazione ospite. Probabilmente di gara non si era accorto della botta ricevuta al numero 4, poi ha visto in realtà continuato con l'azione di De Luca.
Poi si rialza, tutto a posto, quindi per Stassi, uno dei protagonisti oggi in campo. E calcio di punizione, zona importante, ma probabilmente la palla verrà restituita come dice il tecnico, dice di dare palla agli avversari. Il gioco sarebbe dovuto fermare in precedenza. In realtà la vista è continuato, forse non si era accorta. E infatti fa proprio così. Grande gesto da parte di Visconti, chiaramente dovuto anche dal tecnico che ha indicato ai suoi ragazzi di giocare con sportività, e infatti così è stato. Poi la riconquista nuovamente la Vis, perché l'Atletico Santander riconsegna nuovamente palla. Sportività prima di tutto, questo è quello che vogliamo vedere, i gesti che ci piacciono nel mondo del calcio e della sportività, del rispetto su tutti, non solo dello sport ma anche dell'avversario soprattutto. Mauro guadagna dei metri, scarica sul compagno, si gira, Visconti, Costa guarda i compagni al centro, fa una finta, poi cerca l'inserimento di Visconti, però non arriva, infatti fermato da Di Monaco, e questa volta sbaglia anche lui. Poi Visconti, grande giocata, non tanto in anticipo. Esterno, Ameiao si fa anticipare, Zappavegna, poi la scivolata del 10, favorisce quasi l'intervento di Leonardi che guarda la porta e calcia, viene fermato proprio sul più bello da Francesco Parolisi, che gli nega questo gol. Da lì adesso tutto la porta, avrebbe dovuto fare comunque i conti con Porpe, che sembrerebbe essere in giornata sì. Dalla bandierina la Vis con Marsala che pesca al centro i compagni, ma trova Ameiav di testa che allontana. Poi Stassi si è ripreso alla grande pure. Amato, Stassi punta la difesa, è un 3 contro 2, adesso 3 contro 3. Allarga il gioco, Amato l'aggancio, vuole il dribbling su Ignoffo che però lo segue, scivolata. L'intervento del numero 2 sempre perfetto in fase difensiva, non ha concesso praticamente nulla. Rimane quindi il risultato, resiste sullo 0-0, minuto 40 di gioco, quasi 41. Ignoffo, a Barbera, poi allontana Costa, può ripartire De Luca, allo spazio, vede l'inserimento dei compagni, c'è Leonardi sulla fascia sinistra che però non ci arriva, invece sì, Leonardi, le finte, vuole il dribbling, punta l'uomo, poi scivolata per Di Monaco. Anzi, chiedo scusa, trattava non di Di Monaco, Parolisi, chiedo scusa ancora una volta. Con le mani Ignoffo, Marsala perde palla, poi prova a riconquistarla, la Barbera casca giù, ma tutto regolare per la scivolata di Stassi e Zappavegna mette tutti d'accordo con il possesso Vis. Macaloso, lontana Alessi, poi Costa, l'aggancio, viene tallonato dalla Barbera, che lo infastidisce un po'. Poi Visconti prova l'aggancio, molto complicato, ci stava quasi riuscendo. La palla si è alzata praticamente in cielo sul rilancio di Costa, il capitano numero 4. Oggi sicuramente i due numeri 4, Stassi da una parte e appunto Costa, stanno realizzando una grande partita. Anche chiaramente l'Atletico Strada Oriente e Porpe, autore di un miracolo. Stassi cerca la Barbera, in anticipo Costa che poi saggiamente torna dietro, torna da Mazzola, chiama in casa anche il portiere. Macaloso, Agnello, lancia avanti, Visconti mette giù con l'addome, poi intervento falloso, sembrava potesse essere, infatti di fa continuare. Per l'intervento di Prestimona.
La Barbera viene tallonato da Macaluso, riesce comunque a controllarlo. Si gira benissimo. Ameyav. Stassi non vede Leonardi, perde troppo tempo con il numero 4. Infatti il set di conquista palla, poi lancia De Luca contro la porta. De Luca guarda il portiere, De Luca si defila un po' troppo, poi prova a rientrare in mezzo a due, casca giù, cerca il calcio di rigore, ma tutto regolare. Però Torica era stato abbastanza tranquillo, sapeva non ci sia stato nulla. Stassi Ameyav Francesi in mezzo a due, grande qui la giocata, poi casca giù. Intervento irregolare di Marsala, sentito fin da qui. Intervento con i tacchetti del numero 10 sull'altro 10. Va montato sul calcio di punizione, intanto la panchina della Vis Palermo a dare indicazioni sulle marcature. Montato De Luca, Mura, il suo lancio. Alessi Presti Monaco, ha detto va giù Alessi, ma si continua. Presti Monaco lotta, Marsala ancora Lotto, che però mette palla giù perché il compagno è rimasto comunque a terra. Ci auguriamo chiaramente nulla di grave per questo torneo numero 3. Minuto 44 di gioco. Manca quindi circa 30 secondi, poi qualcosa di recupero sì ci sarà probabilmente. Non ci sono stati dei cambi, ma il gioco che ha comunque trovato delle pause. Poi chiaramente sarà il diritto di gara a decidere. Ameyav prova a girarsi, viene fermato da Costa, la roleta del 4 che poi fa partire i suoi compagni, poi mette una pezza. Ancora una volta Parolisi, che più volte ha salvato i suoi quasi all'ultimo istante, quasi nel momento più propizio per la Vis Palermo. Interviene sempre Parolisi. Per noi una gara molto attenta, forse Montalto ha fatto più contrasti, ma Parolisi è stato più importante in alcune situazioni. Sarà ancora calcio d'angolo, quindi rimane in attacco la Vis Palermo, che attacca al minuto 45, 30 secondi, già siamo ben oltre il 45esimo minuto di gioco. C'è Marsala, cross al centro, preciso, di testa, ancora Ameyav che allontana, la seconda volta che libera la palla, e per il direttore di gara va bene così, perché finisce il primo tempo con il risultato di 0-0, partita che comunque sta dando delle buonissime indicazioni anche per quanto riguarda il secondo tempo, perché vediamo l'Atletico Stato d'Oriente, l'avevamo anche detto in precedenza nella nostra intro, una squadra che comunque ha segnato pochissimi gol, perché il peggior attacco con 13 gol fatti, ma comunque è una buona difesa ed effettivamente si sta dimostrando come tale, perché Porpe al momento è uno dei protagonisti assoluti di questo primo tempo. Dall'altra parte invece la Vis Palermo ha attaccato un po' di più, ha fatto vedere anche sprazzi di grandi giocate, ma non è riuscito comunque a trovare il gol con l'azione di Leonardi, poi parata come detto in precedenza proprio dal portielone Porpe. Noi intanto vi salutiamo, ma soltanto per qualche istante, 15 minuti classici di pausa, e poi torneremo per commentare questo secondo tempo. A dopo. Insiste il Mirto, soffre il Villauria che è con un uomo sotto, pass, c'è il tiro di pass, sotto la traversa, il solito taglio pass, 1-0 Mirto, si sblocca la partita al palo Don Bosco. Scavino va avanti, alla fine la va a prendere Cipolla, tiro ribattuto ancora su, ancora Cipolla, si incuna il palo di mezzo e si sfrutta tutto il palo Don Bosco per il gol di Scavino, 1-1, il pareggio del Villauria. La rete tanto voluta, segnata da Scavino. La Barbera si va spesso da lui,
Viene chiesto il tiro, ancora la Barbera sul secondo palo, il gol trovato da Stalavino, la doppietta personale sotto porta, velocissimo, deve metterla dentro di prima. Anche se comunque poteva essere condizionato dalla corsa. Bracci! Super gol di Bracci, che angolino che ha trovato! Bracci, l'ennesimo gol della sua stagione, pareggia il Mirto. Il super bomber di questa squadra è ancora Bracci. Al prossimo fallo da parte del Mirto sarà tiro libero per il Villauria. Badalamenti non passa, Bracci calcia da fuori, parata di Di Maria che rinvia e fa finire qui il match ufficiale 2-2 tra Villauria e Mirto, partita molto bella. Su, sali, cerca l'alto basso in maniera molto frequente il San Vito, qui Parisi poi cerca l'iniziativa personale e la conclusione deviata che si perde in fondo al sacco, San Vito in vantaggio. Scarlata cerca Moncada, il triangolo che non si chiude, palla però buona per Mineo, Lupo è zona di sparo quella, decide ad allargarsi il calciare! Lupo subito il pareggio e arriva la firma di Capitan Lupo. Dai, giochiamo! Più veloce con questa palla! Moncada. Un tarandazzo, serie di finte di Moncada che cerca la conclusione sbagliata! 2-1 e qui la giocata di Moncada sul lato sinistro e la palla in mezzo. Secondo palo eseguito alla perfezione da Vincenzo Sgarlata che batte voltaggio, sorpasso Palermo. Il tentativo del 3. In mezzo, su Fabio forte! Qui l'angolo, Parisi per Allegra che riesce a girarsi, Allegra Parisi e 2-2. Partita che è impazzita in questi minuti, 4 gol in 5 minuti, arriva la doppietta per Francesco Parisi. Corriamo però, corriamo raga, corriamo! Lungolinea Moncada, arriva sul pallone, c'è il pallone di ritorno, però viene intercettato. Poi da Ricca, con recupero, finta il tiro da Ricca per Tuzzolino in caduta, Moncada! Combina benissimo il Palermo, da Ricca a Tuzzolino in caduta, a Moncada col tapin, 3-2, a 5 dalla fine del primo tempo. Consegnato per Tuzzolino, si torna da Rizzuto, ora Russo qui aggredito da Tuve che gli porta per il pallone, ancora Tuve, la giocata per campo, il gol del 3 pari del San Vito qui. Una brutta palla persa che porta Tuve a segnare la rete del 3 pari proprio al tramonto del primo tempo. Ricca palla per Sgarlata, lo scarico indietro. Calmavi! Moncada gira fronte alla porta adesso, Murillo. La Ricca fermato, scivolata. Palla intanto dentro, interviene Cammicchia. Allora prova a ripartire il San Vito. Allegra, raddoppiato, non riesce a girarsi alla fine, trova la palla per Tuve, la chiusura di Moncada, mezzo controllo per il Palermo con Moncada, arriva anche Sgarlata, la palla dentro per Daricca, chiuso da Allegra e basta così per il direttore di gara, 3 pari.
Siamo tornati in live per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra la Vis Palermo e l'Atletico Stella d'Oriente. Il momento risultato di 0-0, come vedrete, anzi in realtà appena metteremo il tabellino per il risultato che verrà appunto messo appena il risultato di gara fischierà il risultato di 0-0 per chi si fosse connesso in questo istante, chi si fosse sintonizzato adesso. Partita molto vivace, non abbiamo visto in realtà tante occasioni se non quella capitata di piede del numero 7 Michele Leonardo con il miracolo assoluto di Porpe, che ha veramente fatto una parata impressionante, impresa bassa, allargato la gamba, poi il braccio, ha fatto una parata impressionante. Siamo sicuri che ci avete seguito fin dal primo minuto. Poi in realtà azioni da gol non ci sono state, però seppur non ci siano state in realtà dei tiri, delle azioni comunque interessanti sono sempre arrivate, quasi tutte di stampo rosso, quindi per la Vis Palermo, ma l'Atletico Stella d'Oriente comunque sta tenendo molto bene palla anche in fase difensiva, con un'ottima prestazione su tutti del giocatore con la maglia numero 6 Francesco Parolisi. Poi tanti errori invece per Richmond Amelia, un giocatore al quale ci aspettiamo forse un po' tanto, però ci aspettiamo tanta qualità perché conosciamo il giocatore, sappiamo quanto possa essere fondamentale per questa rosa. Maglia numero 10, non una maglia facile, però un giocatore come lui deve chiaramente essere pronto a vestirla in tutto e per tutto. D'altra parte poi grande prestazione come sempre ormai del numero 8 Giuseppe Zappavigna, poi anche il capitano Alessandro Costa. Insomma, dal punto di vista della Vis Palermo faccio fatica a trovare un giocatore che non abbia brillato una grande partita, però ancora il risultato comunque di 0-0. Infatti il di gara perde qualche tempo perché sta sistemando le reti con i due capitani, Costa da una parte per quanto riguarda chiaramente la Vis Palermo, poi con la maglia numero 8 Gaspare Presti Monaco per l'Atletico Stella d'Oriente. Si attende che le porte siano perfette. Tecnico intanto indica invece ai suoi ragazzi di rimanere comunque in movimento. Avete sentito anche le urla del tecnico per l'appunto, con il riscaldamento che deve essere continuato un po' come nel primo tempo. In quel caso si era perso il tempo per iniziare la partita, adesso un piccolo inconveniente, ma ci auguriamo che questo possa essere risolto quanto prima possibile per finalmente assistere a questo secondo tempo, questa bellissima gara, ricordiamo valevole per la 14ª giornata del campionato Under 17 allievi regionali Girone B. Il primo impegno per entrambe le squadre relativamente al 2023. Dopo le feste non è mai facile, tra le feste e la sosta, insomma, tornare al meglio, ma al momento entrambe le squadre sembrerebbero essere piuttosto in forma. Probabilmente si saranno allenate a fondo anche durante le feste. Grande spirito sportivo di tutti i giocatori, perché dal punto di vista fisico al momento vanno tutti senza fermarsi, insomma. L'età chiaramente aiuta, ma anche l'aspetto fisico, l'aspetto atletico chiaramente allenato durante le feste è stato fondamentale. Nel frattempo guardiamo ancora il riscaldamento della squadra di casa con il rilancio di Visconti col mancino, che poi invece al quale viene restituita nuovamente la palla dal portiere Mazzola, che non è stato chiamato in causa in realtà, però comunque è sempre presente da partire dal basso con qualche iniziativa. Poi palla subito ad Agnello e Macaluso, che sono comunque i due giocatori che solitamente fanno iniziare la manovra della formazione rossa. Poi si abbassa anche molto Costa, Zappavigna, apportano poi loro lì davanti, dove c'è comunque De Luca, si muove tantissimo, ma nel frattempo ho visto nel riscaldamento essere abbastanza carico Salvatore Adelfio. Chissà che non arrivi un'opportunità per lui, si credeva dal primo minuto, però alla fine non è stato così. Ma nel frattempo squadra a centrocampo, possesso per la Vis Palermo, e adesso può finalmente iniziare il secondo tempo con il direttore di gara che indica ai due portieri se tutto a posto e finalmente inizierà questo match. Sul punto De Luca, inizia anche il secondo tempo di questa bellissima partita con il primo possesso per l'appunto per la Vis Palermo. Mauro Marsara, Costa,
Macaluso. C'è Mauro largo. Non lo serve. Torna invece da Agnello. Montalto. Forse un po' messo fuori il controllo dal sole. Poi lo scontro tra Capaci e Costa. Macaluso, Marsala e adesso Costa. Si gira molto bene il 4. Davvero capitano. Una grande prestazione. Lancio in avanti. Montalto lascia scavalcare la palla perché facile preda di Porpe che blocca uno dei palloni più facili oggi arrivati. Rilancio in avanti del portiere. La Barbera salta, viene anticipato da Agnello, sempre molto utile di testa, poi sbaglia anche Capaci. Mauro si complica un po' la vita, lotta sulle linee di fondo. Poi viene messo in difficoltà dall'ottima chiusura difensiva da parte di Capaci. Poi lottano Mauro e Capaci. Marsala si gira benissimo col tacco. Proprio sotto i nostri schermi, poi esce benissimo il 10. Mauro. Macaluso si complica la vita. Riesce comunque a passare. Poi Marsala. Agnello. Zappavigna sbaglia il passaggio. Montalto. Testa alta, poi il controllo a seguire perfetto da parte di Stassi. È riuscito anche a saltare Zappavigna, poi non è riuscito a controllare la sfera. Agnello lontano, mette la pezza, Montalto con la testa. Poi Zappavigna, palla a centrocampo. Si gira per Monaco, grande qui giocata del numero 8 che lancia ai compagni ma chiude. In anticipo Agnello. Questi palloni sono sempre molto velenosi. Lancio con le mani. Poi Visconti. Ameia. Riesce a passare. Ameia con rimpallo. La controlla. Prova a giocare solo, ma sbaglia il 10. E regala anche la rimessa. Con le mani Mauro. Poi Presti Monaco la controlla con la coscia, ma non riesce a tenerla in campo. Rimessa quindi per la Vis. Punto 48. Mauro, attaccato da Capaci, ritorna dietro la Mazzola. Rilancio di Agnello, classica giocata per lui. A cercare l'inserimento che infatti riesce a recuperare la palla De Luca. Lotta contro due avversari, sbuca, poi calcia. Ci ha provato Lonardi. Ha sgusciato benissimo su questa palla. Il controllo di De Luca inizialmente non felice, poi con un grande lavoro è riuscito a riconquistare la palla. Palla poi terminata nei piedi di Lonardi, che però non ha trovato la porta. Cambio di gioco intanto di Coppa verso Capaci, che lotta. Visconti prova a girarsi, viene fermato, poi giganteggia meglio. Marsala si gira, sempre molto elegante il 10. Poi con l'esterno, Zappavigna. Si ferma anche lui. Costa. Visconti va incontro alla palla. Macaluso. Mazzola. Giro palla della Vis. Agnello va incontro alla palla, poi casca giù De Luca, ma tutto regolare per il direttore di gara molto vicino in questa circostanza. Porpe. Capaci col tacco, prova a liberare i compagni. Palla comunque complicata. Capaci. È iniziato molto bene il suo secondo tempo. Primo tempo un po' in ombra in realtà. Da terra poi Ameia. Col destro, Presti Monaco. Lancia, colpo di La Barbera, poi Agnello in due tempi. Prima aggancia con la tibia forse, poi la controlla. Visconti. Un grande lavoro Visconti, subisce anche fallo. Ed è calcio di punizione.
C'è Agnello sul punto di battuta, ma questo si è allontanato. Lancio lungo per Porpe, che ancora una volta sicurissimo. Queste prese alte non ne ha sbagliata nemmeno una. Una specialità per lui. Sui tanti lanci in realtà della Vis. Nel frattempo termina il sole. Forse per qualche minuto riusciremo ad avere una visione del campo anche migliore, visto che purtroppo le immagini con il sole contro non riescono ad essere sempre perfette. Adesso però sono ancora più limpide. Agnello, Zappavigna la controlla, poi vede centrale Marsala che si gira, fa un grande lavoro, poi Zappavigna è scivolata contro Stassi, ne esce davvero fenomeno assoluto, poi in mezzo a due si complica un po' la vita, si tocca anche la gamba, rimane anche giù. Amelian calcia verso la porta, Mazzola blocca, aveva visto probabilmente fuori dai pali, avrebbe dovuto probabilmente cercare una traiettoria migliore. Tanto si è rialzato Zappavigna e si riscalda Salvatore Adelfio, lo vediamo un gigante, è andato a prendere anche la palla con le mani, probabilmente non vede l'ora di entrare. L'abbiamo visto calciare con notevole classe durante il riscaldamento iniziale, ma anche a fine primo tempo. Nel frattempo ritorna il sole, attacca la porta, Leonardi guarda il portiere, Leonardi calcia! Palla che termina fuori, anche di molto in realtà, sembrava forse di meno, ma buonissima azione, progressione, palla al piede del giocatore con la maglia numero 7 che ha cercato di fare girare il suo destro a giro. Non ci è riuscito troppo, però azione pericolosa, minuto 52 con la Vis, che dimostra di essere sempre una squadra viva. Si riscaldano anche uomini della formazione ospite. Mauro, Costa, poi la controlla come può Visconti, ancora Costa che sbaglia forse uno dei primissimi palloni, poi Zappavigna ancora una volta la riconquista, sempre molto utile il numero 8, scivolata Stassi, ormai la sua giocata, poi molto duro Ignoffo, vediamo se si becca il giallo. Ignoffo dice di no, è il vento molto duro, però Ignoffo dice sulla palla. In questa istanza chiaramente non si riesce a capire bene. Tutto a posto comunque, si è rialzato nettamente il giocatore in maglia bianconera. Fa Porpe, andrà sicuramente lungo, c'è accanto a lui Montalto, però lancio molto lungo con Agnello che allontana, mette una pezza, Pesti Monaco, si gira, viene tallonato, Zappavigna, perde il pallone, ancora Pesti Monaco, casca giù, Stassi, allarga il gioco, Capace, anzi Amato, chiedo scusa, palla che scorre, sbagliata questa volta da Costa, poi riesce comunque a riconquistare il possesso, riparte la Vis Palermo con il passaggio di De Luca a cercare Visconti che può puntare la porta, le finte, Visconti rientra, Mancino, ottima a tagliare, chiude in diagonale, però Coppa con un pizzico di difficoltà, ma grande palla comunque di Visconti che ha fatto vedere tutta la sua classe, saltando due uomini, poi palla col sinistro a tagliare, Stassi nel frattempo travolge il suo avversario, poi Zappavigna riesce a controllarla, era molto complicato. Marsala, cambia gioco per De Luca, poi di testa Alessi, poi le finte, ottime, riesce pure a passare, poi il raddoppio di Capaci, qui molto utile all'Atletico Stella d'Oriente il lavoro di Capaci che comunque parte come esterno alto ma aiuta tantissimo Alessi. De Luca riesce a sgusciare palla al centro, viene facile preda per Di Monaco. Marsala,
Ameyava recupera buona palla, poi lo scontro contro l'altro numero 10. Poi Zappavegna salta contro Stas, la meglio il numero 4. La Barbera la controlla. Amato prova il rilancio. C'è nessuno però che possa approfittare di questa palla. Mazzola riparte velocemente da Mauro. Poi Costa con la suola. Quasi una finta da calcio a 5. Agnello, rilancio classico in avanti. Cercare l'inserimento di Gnoff che ha fatto tantissimo. Con addirittura Leonardi che è andato a fare il terzino. Con Gnoff invece quasi esterno alto. Però adesso, dopo questa azione, si sono riscambiati i loro ruoli. Marsala la controlla molto bene. Il dribbling sbaglia tutto. Una bocca coppa, poi il ritorno di Leonardi. Poi tocco di mano. Però avrebbe potuto anche fare continuare in realtà, perché il possesso era comunque della formazione di casa. Dunque calcio di punizione. Sul punto di battuta vediamo come sempre Agnello che ribatte praticamente tutti noi, ma con il piede che si ritrova. Chiaramente siamo pienamente d'accordo con il tecnico che quando sceglie i battitori durante la settimana va quasi sempre sul sicuro. Quando c'è la punizione batte Giacomo Agnello. Rilancio lungo di Agnello, quasi cercare la porta addirittura. Esterno della rete che quasi poteva fare presa a giro un gol, ma portiere tranquillissimo Porpe a lasciare scorrere. Ha notato prima la traiettoria. Il portiere giustamente si è nemmeno preoccupato di questa conclusione. Montalto, si riparte dal basso, pressione alta adesso della Vis. Palla che viene allontanata per Capaci. Mauro di testa. Un piccolo cambio per l'Atletico Stadio Oriente con Capaci e Amato che si scambiano la posizione probabilmente per non dare punti di riferimento. Costa allarga per Ignoffo, palla molto profonda, ma ci arriva comunque il numero 2, la controlla molto bene. Ignoffo è veloce, scarica su Marsala, palla di tacco ancora una volta per Ignoffo. Poi il tacco che viene provato anche da Alessi che sbaglia, che è un brutto errore del numero 2, anzi di Coppa, chiedo scusa, non Alessi, che invece si trova nell'altra fascia con la maglia numero 3. Panolisi, la Barbera allunga la palla, poi la controlla Mauro. Mazzola, c'è la pressione di Amato, qui rischia Mazzola. Mauro prova a girarsi. Quindi Luca conquista la rimessa laterale. Abbiamo anche un piccolo cambiamento. De Luca prova la rovesciata. Stiamo parlando di un piccolo cambiamento di campo con De Luca che sembrerebbe essere più laterale rispetto al primo tempo. Intanto la palla che sguscia per Leonardi che calcia ma non riesce con convinzione. Dopo l'ottimo inserimento ci ha provato stringendo tantissimo verso il centro. Infatti vediamo Visconti con la maglia numero 9 giocare invece più centrale rispetto alla posizione iniziale dei primi 45 minuti nel quali ha giocato più laterale. Poi allontana con forza il Costa senza badare allo stile, quasi verso le nostre telecamere. Fortunatamente non le prende. Con le mani Alessi. La Barbera salta ma non riesce a prendere la palla. Poi si spingono Amato e Mauro. La Barbera ancora riesce pure a passare. Poi raddoppia Macaluso con grande pulizia. Allunga la palla, Visconti ci crede, buca Montalto, ma non Parolesi, che abbiamo detto anche nei primi 45 minuti ha fatto pochi contrasti, ma in realtà tutti quelli che ha fatto sono stati perfetti. In anticipo il numero 6, che comunque ha di fronte un attacco molto molto interessante. A terra Amato,
Viene fischiato il calcio di punizione, intervento irregolare di Costa, che non dice nulla, però il direttore di gara ovviamente sa di aver commesso fallo. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante, 60esimo minuto di gioco, siamo entrati ora quasi nel 61, entreremo tra pochissimo, tra circa 30 secondi, sono di 0-0, parità molto vivace. È vero, i gol non ci sono stati, ma comunque non ci stiamo annoiando. C'è Porpe sul punto di battuta, andrà probabilmente come sempre lungo. Palla lunga, Agnello lascia scorrere. Facile preda di Mazzola da portiere a portiere. Vis-à-vis. Rilancio di Mazzola, anche lui è molto lungo. Presti Monaco, fa un grande lavoro qui il capitano con la casacca numero 8, poi lancia la Barbera. In anticipo però c'è sempre Flavio Macaluso che poi si appoggia da Mazzola, che ancora una volta rischia un po' con i piedi. Credo che formazione ospite abbia capito ormai che il giocatore è estremo difensore della Vis Palermo. Piacciono queste giocate. Tanto Zappavegna, triplicato addirittura. Presti Monaco, può attaccare l'Atletico. Al centro, Stassi con la suola su Zappavegna, è riuscito praticamente come un proiettile. Palla al centro messa da Alessi, allontana Macaluso, poi la controlla e ancora Macaluso. Poi Leonardi l'aggancia, quasi un passaggio perché favorisce Ignoffo che adesso prende metri, poi lancia i compagni, Montalto in anticipo che un po' svirgola in realtà. Riesce comunque a non creare problemi per la sua retroguardia. Dunque, missione riuscita per il giocatore con la maglia numero 5, anche lui una buona partita insieme al compagno di reparto Parolesi. Poi Costa, il cross ottimo che attraversa tutta la di rigore, arriva da Marsala che però non si era sentita forse di calciare di prima. Ignoffo con il destro, il rilancio, poi la sponda, questa era una grande idea quella di Visconti, anzi chiedo scusa, di De Luca per Visconti. Ameia, grande giocata in mezzo a tre, Ameia adesso fa vedere tutta la sua tecnica, viene fermato da Macaluso. Finalmente dopo 62 minuti vediamo una giocata da numero 10 per Ameia che la riconquista. Stassi Lancino avanti, con la testa Mauro, mette tutti d'accordo. Adesso Costa, riparte il capitano della Vis Palermo che prende i suoi metri. C'è Ameia, lui lancia in avanti, cerca i Visconti. Palla però sbagliata. Nel frattempo continua il riscaldamento. Uomini di casa. Vediamo se ci sarà lo spazio per Adelfio. Attendiamo. Guadagna qualche secondo. Porpe. Costa con il fondo, poi rientra sul sinistro. Costa con l'esterno, vede l'inserimento di De Luca molto largo, cross al centro. Sbaglia tutto però. Chiedevano anche un corner, ma cioè di gara è d'accordo. Tanto sta per entrare con la maglia numero 13 Leonardo Crocillo per quanto concerne l'Atletico Stella d'Oriente. Ed esce Salvatore Capaci, quindi finisce la partita del numero 7, una grande partita in realtà, con tanta corsa, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché nonostante giochi in realtà più avanti, ha fatto dei grandi raddoppi, ma ecco il momento di Salvatore Adelfio, l'abbiamo chiamato tante volte, numero 15, partecipa subito con Ignoffo e si posiziona lì davanti. La sua posizione, però adesso vediamo chi è uscito, deve essere uscito De Luca, infatti è uscito dall'altra parte del campo, non lo vedevamo nella zona mediana del rettangolo di gioco, però l'abbiamo visto uscire adesso inquadrato. Quindi Adelfio si posiziona lì davanti. Montalto si complica un po' la vita, palla a centrocampo, lunga con la testa, subito Adelfio, controllo sfortunato, poi Montalto mette una pezza. Agnello qui di testa per lo scontro immediato con giocatore con la maglia numero 13. Si tratta appunto di Leonardo Crocilla che rimane giù. In realtà non esserci un contatto, però il giocatore rimane a terra, forse
messo male il piede. Adesso si rialza tutto a posto, chiede anche un po' d'acqua. Non inizia al meglio, insomma, la partita di Crocilla. Calcio di punizione, Prestimonaco sul punto di battuta, accanto a lui c'è con la numero 2 Coppa, poi largo a sinistra vediamo Alessi. Quasi tutti dentro la di rigore, Atletico solamente ci crede comunque questi minuti. Prestimonaco, palla al centro, allontana Adelfio, subito molto importante, Zappavegna prova a lanciare Leonardi. Poi Prestimonaco fa un grande lavoro, riesce anche a sgusciare in mezzo a due. Poi Gnoffo. Si riparte da dietro, da Porpe, che appoggia da Montalto. Minuto 66 di gioco, ancora 0-0, però il gioco si interrompe perché c'è stato un precedente scontro tra Gnoffo e la Barbera. Amato, ma non c'è mai più giuri, siamo giuri che devono essere a distanza, non c'è mai, e ne parla, sappiamo la panchina. Siamo giuri che dobbiamo ogni pozzo. Oh, pallone esce, pallone esce, siamo giuri che secca, pallone esce. Tanto arriverà probabilmente un cambio con Amato che... Ma sta pagando a lui in me, pallone esce. E infatti arriva un cambio proprio per l'Atletico Stella d'Oriente, perché uscirà dal campo Riccardo Amato. Partita forse non brillante per lui, dentro Andrea Marfia. Ehi stanca, a continuare a giocare, stai giocando con me a giocare. Invece Mazzola qui sta caricando i suoi compagni. Hai sentito dai nostri microfoni, dobbiamo vincere. Il virgolettato del portiere che crede nella vittoria. Minuto 67 di gioco, non manca moltissimo, però non si può nemmeno dire che manchi poco. Tanto entro Marfia, quindi, che si posiziona lì davanti. È cambiato un po' l'attacco perché Marfia si posiziona accanto alla Barbera, quindi in realtà quasi come se fosse un 4-4-2 adesso, non più un 4-3-3 come nei primi minuti. Tanto viene restituita la palla sportivamente da Marsala con l'aggancio di Porpe. Va a lungo Porpe a cercare diventato Marfia, poi la Barbera viene anticipato dall'ottimo intervento come sempre del duo Agnello-Macaloso, una coppia che ormai si intende a meraviglia. Con le mani prova a controllare la Marfia, poi la Barbera riesce a passare, la Barbera calcia col mancino, fa bene a provare la conclusione il numero 9 del suo secondo tiro dopo la girata nei primi 45. Non trova la porta, però comunque impensierisce il portiere. Agnello, Adelfio, buono qui l'aggancio, difende la palla, prova a girarsi, viene raddoppiato e poi Prestimonaco fa un grande intervento, sta salendo in cattedra del numero 8, sponda di Marfia che sbaglia tutto, poi Zappavegna, vede Adelfio, può ripartire a velocità il numero 15, scarica sul compagno, Leonardi, Marsala. Grande giocata di Marsala, poi sbaglia il passaggio, poi riesce anche a conquistarla nuovamente e poi Crocilla. Zappavegna mette una pezza, poi molto morbida per Marfia ed esce Mazzola, ma questa era una palla geniale di Ameyan con Mazzola che è riuscito ad allontanare la sfera con qualche difficoltà di troppo, ma buona palla del 10. Ecco qui invece l'altro 10 Marsala a cercare, invece Leonardi mette invece in rimessa laterale Parolisi, ma intanto rimane a terra anche Mazzola. Partita non proprio fortunata dal punto di vista fisico dei giocatori in campo, diverse interruzioni. Non partita cattiva, però comunque con diversi contrasti.
C'è anche il portiere Por per dare consigli a Marfia, appena entrato. È stato forse incolpato di non essere entrato troppo deciso sulla palla, di aver perso forse quel pizzico di tempo per anticipare il portiere, con invece quest'ultimo che è intervenuto in precedenza rispetto all'attaccante appena entrato. Maglia numero 14, ricordiamo al posto di Amato. Un cambio con qualche polemica in realtà. Si riparte quindi con una rimessa laterale, vediamo se verrà restituita palla o se invece si continuerà. Allontana Montalto intanto. Poi Macalus lo tiene in campo. Si riparte da zona offensiva per l'Atletico Stella d'Oriente, che però questa azione con il Sassi che la controlla e lascia la battuta al compagno Coppa con le mani, tante rimesse per lui. La controlla Marfia, buono qui l'aggancio, ancora Marfia può sgusciare lì, ma non ci è arrivato. Poca reattività questa volta per il ragazzo con la maglia 14. La controlla la Barbera, prova a girarsi, viene fermato, poi Adelfio mette palla giù, può ripartire il rilancio in avanti, Montalto però in anticipo si sta centrale, allontana pure la sfera. Ameyan la controlla in mezzo a due, viene fermato poi. Passaggio centrale. Poi lotta Presti Monaco. Si riparte quindi dal basso per l'Atletico Stella d'Oriente con questo calcio di punizione sul punto di battuta Montalto. Lancio lungo, con la testa viene cercato la Barbera, poi lontana. Poi Adelfio alza questa palla, riesce anche a passare per Visconti che può attaccare la porta. Visconti contro Porpe, molto defilato però questa volta. Visconti prova a rientrare ed è un grande intervento da parte di Alessi, che adesso salva i suoi. Questa attentissima copertura, grande intervento sulla palla per il numero 3. Tecnico sarà sicuramente felice di questa diagonale. Intanto stanno per arrivare altri cambi per la Vis, però prima calcio d'angolo. Minuto 73 di gioco, cross al centro, Adelfio con la testa, poi la palla rimane comunque lì per Lonardi, ma ne esce vittorioso la Barbera che allunga la palla, poi entro Zappami viene scivolata, grande qui il lavoro di Crocilla appena entrato in mezzo a due, Crocilla subisce anche fallo, calcio di punizione e adesso piccolo break ovviamente per i cambi. Dai, lasciatelo stare all'arbitro, dai, Arrivano i cambi con l'uscita di Marsala con la maglia numero 10, dentro con la 14 Andrea Livigni. Poi c'è anche un altro cambio, però forse non arriva adesso, no, perché era il ragazzo con la bandierina in mano, quindi insomma, non era un cambio, soltanto uno. Dunque per la Vis che non vuole cambiare tanto, cambia soltanto un uomo. Calcio di punizione dunque con Montalto che va lungo per Mazzola che blocca, ringrazia e può ripartire. Ignoffo. Palla troppo profonda, cercherei con un velocista appena entrato come Livigno. Veramente complicato da prendere questa palla, anche per un giocatore appena entrato, fresco. Però c'è anche un altro cambio in realtà per la Vis, perché vediamo in panchina
qualcuno pronto per entrare. Visconti, ottimo lavoro. Macaloso, centrale, ottimo qui il break per ne è entrato Livigni. Poi Ignoffo cerca la giocata centrale ma sbaglia. Delfio poi in pressione, inizia a fare, riparte Presti Monaco, alza la palla, vede l'inserimento di Marfia, però la Barbera subisce il fallo da parte di Macaloso, che viene anche ammonito ed è giallo per Flavio Macaloso, un po' incredulo. Effettivamente non sembrava un fallo cattivo, nemmeno un'azione, nemmeno un fallo tattico in realtà, però la decisione del direttore è stata quella di ammonire il numero 5. Ovviamente c'è stato qualcosa che non abbiamo visto, che è sfuggito anche a noi, ma che soltanto il direttore di gara, con la sua esperienza, la sua bravura, chiaramente può notare in campo. Per il prossimo cambio della Vis occorre aspettare però qualche istante, perché il giocatore sta per entrare, ma non riesce a capire di chi si tratti. Sarà calcio di punizione con Ameyan sul punto di battuta. Richmond, Ameyan. Per dire il nome completo, Richmond Toom Ameyan, che va col sinistro morbido, però blocca Mazzola. Palloni sempre molto simili quelli dell'Atletico Stella d'Oriente, questi forse cercare di rimbalzare fino all'ultimo davanti a Mazzola per una deviazione, però molto attento. Visconti, grande qui la giocata di Visconti che salta anche in dribbling. Alessi che lo stende, commette fallo, niente cartellino giallo, però calcio di punizione. Fuori quindi Giuseppe Zappavigna, entra con la maglia numero 17 Gabriele Marchese. La palla 2 metri avanti l'ha portata. Se lei guarda è dietro. Stai zitto, dai, non ti preoccupare. Per Marchese ingresso in campo, un cambio comunque offensivo, intanto al colpo di testa, poi arriva lì la palla per la conclusione di Visconti che non trova la porta dopo l'uscita di Porco. Questo è il primo errore di Porco in uscita. Parliamo invece di Marchese, lui che ha iniziato dal primo minuto del match a level per la 12ª giornata di campionato, quindi si tratta di 2 giornate fa, contro il Team Calcio. Minuto 78 di gioco intanto della partita, mancano 12 minuti. Poi qualcosina di recupero sicuramente il direttore di gara farà recuperare. Ci immaginiamo non un recupero come quello dei mondiali, ma qualcosina ci sarà sicuramente. Parlavamo invece di Marchese, il suo ingresso in campo oggi con il numero 17, lo vediamo subito. Lo scontro contro Alessi. Presti Monaco, il taglio alle spalle, poi riesce anche a passare con un piccolo rimpallo. Non ci crede, non ci crede, non ci crede. Tanto comunque molto bene in campo Leonardo Crocilla. Non ci crede nei palloni, nei palloni non ci crede. Palla adesso in profondità, colpo di testa di Parolisi. Ameyan, brutto qui l'aggancio, Adelfi l'anticipo, può attaccare la porta, salta anche l'uomo, vede l'inserimento di Marchese e sul fondo può crossare, palla al centro proprio per Adelfio che si stava coordinando benissimo, ma poi forse con un pizzico di anticipo ha cercato la sua conclusione con il destro, non prende la palla e qui si salva Atletico Stella d'Oriente con un brutto errore in fase di impostazione di Ameyan che ha controllato la palla con la coscia, con il quadricipite, non in maniera ottimale. Poi Adelfio ha fatto un po' tutto quello che voleva con 2 dribbling, palla su Marchese. Ricordiamo è partito titolare nel match, quindi contro il Team Calcio alla 12ª giornata di campionato. Cross al centro che ha allontanato la Presti Monaco, poi la conclusione col destro di Leonardi che prova a rifarsi dopo l'errore di 45 di gioco. Arriva un altro cambio per la Vis. Ad uscire sarà Mauro, facciamo infatti uscire, vedere anche la sua uscita dal campo. Entrerà invece con la maglia numero 13 Emanuele De Giorgi. Cambio dal punto di vista tattico praticamente nullo, con un terzino destro dentro un altro terzino destro, però freschezza anche probabilmente per contrastare Crocilla che da quando è entrato comunque ha cambiato qualcosa per quanto riguarda la propria squadra.
Lancio di Porpe. La Barbera con la testa per Crocilla. Poi lo scontro subito con De Giorgi. 13 contro 13. La somma è 26, ma deve vincere soltanto uno dei due. In questo caso vince De Giorgi. Ma con le mani ci crea Adelphi. Parolisi. Lancio in avanti, palla velenosa, poi Agnello la cicca. Costa. Anzi, chiedo scusa. Ma è giusto, Costa con il numero 4. Non si vedeva la fascia da capitano, cioè, è stato un piccolo tunnel. Infatti sta sistemando la fascia da capitano che è addirittura finita sotto le maniche. Agnello, lancio lunghissimo per Adelphio che la tocca con la testa soltanto per un istante, poi Marchese lotta, ma la rimessa è comunque rossa. Invece viene cambiata, non è bianca, cioè non è rossa, è bianca in realtà. Quindi rimessa per l'Atletico Stella d'Oriente. Arriva anche altri cambi per la Vis Palermo. Con l'uscita di Leonardi, dentro Matteo Giaccone. Arriverà probabilmente anche un altro cambio, ma non per il momento. Sento quindi Giaccone che si posiziona lì davanti. Costa. Adelphio la controlla. Adelphio attacca la porta con l'esterno, libera Marchese, ancora una volta Alessi. È un grande intervento, chiedono anche il calcio di rigore ma è tutto regolare. Poi Montalto esce benissimo, palla al piede, davvero leader Montalto, grande partita per lui. Adesso cambia il gioco, cercare l'inserimento di compagni, Marfia la tocca, poi la palla che rimane lì, Crocilla, poi di De Giorgi a mettere una pezza. Adelphio ancora una volta con l'esterno, attacca la porta, Visconti, il dribbling viene fermato in maniera irregolare ed è calcio di punizione. Questa può essere veramente importante, minuto 83 di gioco, mancano dunque 7 minuti, poi il recupero che verrà deciso dal direttore di gara. E adesso va Adelphio, l'abbiamo visto calciare con notevole classe durante il riscaldamento, non solo del prepartita ma anche durante l'intervallo, a telecamere spente, non l'avete visto ma calciava con grande sicurezza. Vediamo se effettivamente calcerà come nel riscaldamento. Va Adelphio, calcia Adelphio, palla che passa sotto, vende però molto piano, palla non precisa ma arriva un cambio anche per l'Atletico Stella d'Oriente con l'uscita dal campo di Antonino La Barbera. Una buona gara comunque per lui. Entra con la maglia numero 16 Rosario Caminita. Tanto indicazioni per Leonardo Crocilla, al quale viene chiesto invece di dare una mano dietro perché Ameyan si è spostato come centravanti, quindi da centrocampo ad attaccante. Costa alza la palla con la testa, è entrato Giaccone, la controlla sempre, sì, è entrato Caminita, poi Stassi, larga il gioco, sbaglia tutto, poi si riconquista comunque, poi l'intervento di Ignoffo, ancora falloso, non crede ai suoi occhi, il numero 2, abbastanza polemico con l'arbitro, dice di non aver toccato l'avversario, però molto vicino, dice che calcio di punizione e azione ancora per l'Atletico Stella d'Oriente che adesso può attaccare con questo calcio di punizione interessante. La posizione è molto lontana e defilata, ma con quel piede Esti Monaco può trovare una deviazione giusta. Vediamo. Soltanto due uomini in barriera. Esce Ignoffo.
Palla al centro per Ameyan che viene anticipato da Macaluso, poi rimane a terra. Poi si continua, di nuovo a terra Ameyan, si tocca la testa, ma continuano a giocare i ragazzi di casa con Marchese che stava andando verso la porta. E poi Porpe allontana la palla perché sa che Ameyan è a terra. Si è rialzato intanto Ameyan, a terra invece Macaluso. Sono uno scontro tra i due. Anche Marfia va a aiutare il suo avversario, poi a sincerarsi delle condizioni di Richmond. Ameyan, ma si continua con questa rimessa laterale. Probabilmente la Vis comunque restituirà la palla. Vediamo. Poi Porpe guadagna qualche secondo. Un punto potrebbe essere importantissimo per la Trieste Aderente, potrebbe salire a quota 10 punti. Quota 18 invece, con un pareggio per la Vis. Macaluso, Crocilla, braccia larghe e Crocilla riconquista la palla, prova a rientrare. Costa dice di no con le buone, niente scivolata questa volta. Come per l'altro numero 4 Stassi, tanti interventi e scivolata. Con le mani Alessi, si cerca le torri in mezzo per Ameyan, testa Macaluso, ottimo, poi Adelphi allontana, montato in anticipo, ottimo il lavoro del numero 5 che sbaglia il passaggio per Alessi che non ha creduto. De Giorgi, Marchese di testa, Adelphi mette palla giù, prova a girarsi col tacco. Costa, grande qui il lancio, cerca i compagni, poi esce Porpe, prende forse anche un colpo da Giaccone fortuito. Anche Presti Monaco davvero capitano a difendere i compagni. Vitelica ha fermato un attimo il gioco, ci immaginiamo un recupero piuttosto lungo. Sono tante le interruzioni, soprattutto in questi ultimi minuti. Adesso è Porpe a essere giù. Vediamo se arriveranno altri cambi. Al momento sembrerebbe di no, dovrebbero concludere questi 22 giocatori i 90 minuti più il recupero. Però vediamo se ci sarà effettivamente un cambio dell'ultimo minuto per dare magari nuova linfa, nuova verve in campo. Quanto si disseta Crocilla, tutto molto bene in campo, l'abbiamo detto, è stato forse tra tutti i cambi quello che ha cambiato maggiormente la partita, sia da una parte che dall'altra. Forse un po' Adelphi, ma non ha brillato in realtà il 15 per come ci si potesse aspettare. Però non sono nemmeno arrivati tanti palloni utili, quindi quando un attaccante non trova il gol probabilmente non è sempre colpa di se stesso, ma a volte anche non aver avuto palloni da controllare, magari girarsi. Tanto lotta caminità. Poi Stassi, grande giocata di Stassi, cerca il compagno al centro, poi De Giorgi la tocca e Macaluso allontana. Questa è una grande occasione per l'Atletico. Poi Marchese prova il dribbling, ma non si passa da Alessi. Intanto sono 4 minuti di recupero. De Giorgi in avanti, la tocca Marchese, poi un flipper montato allontana, la palla rimane comunque lì, sarà rimessa per la Vis. Soltanto 4, ci aspettava forse qualcosina in più. De Giorgi per Costa, palla, cerca di compagni al centro, intercetta Stassi 2 volte. Marfia, poi Giaccone, si appoggia dietro, Agnello, rilancio lunghissimo, cercare anche Marchese. Questa è una palla importante di Agnello, come sempre rilancio offensivo.
Ormai dovrebbero saperlo i ragazzi dell'Atletico Stella d'Oriente, che però lo fanno così sempre lanciare. Con il Montalto questa volta si è abbassato per favorire la presa di Porpe, che va lunghissimo. Gnoffo, Stassi la controlla, prova a sgusciare via, sempre addirittura con la coscia, poi si gira molto bene Caminita. Grande giocata, Ameyan spara alla porta, fa un grande lavoro di sponda per Marfia, che poi non commette fallo, sembra potesse essere fallo in realtà, ma tutto regolare. Minuto 91, 0-0. E lancio di Agnello, poi con la testa Parolisi. Poi allontana senza badare allo stile. Manca veramente pochissimo, 3 minuti, poco meno in realtà. Quasi 2 e mezzo. Adelfio va incontro alla palla, si gira col destro, pallone molto rischioso. Infatti De Giorgi qui si era quasi addormentato, poi è riuscito a riconquistarla. Palla per Marchese, una buona giocata iniziale, poi Alessi non lo fa passare. Flipper e rimessa laterale. Costa, lancio in avanti, cerca di fare scorrere la palla a Visconti, che però un po' di difficoltà adesso. Prova il dribbling, alza la palla per Ignoffo, mette la testa Stassi, poi allontana. Coppa, Adelfio questa volta giusto lontano dalla porta, prova il dribbling 2 volte, ci riesce Adelfio il terzo, poi il quarto. Adelfio ancora lotta come un guerriero, poi viene levata la palla all'ultimo, poi palla che viene spazzata, facile preda di Agnello che si appoggia dietro da Mazzola, vediamo se fa il suo classico dribbling, e infatti fa proprio così. Agnello, Adelfio, Costa, si continua, sono 2 uomini a terra, vede l'inserimento per Visconti, la aggancia, Visconti guarda la porta, calcio! Porpe, la parata e poi la traversa! Sulla conclusione di Giaccone, non di Visconti. Aveva fatto tutto bene, ma grande parata di Porpe, che adesso butta nuovamente la palla fuori. Parata traversa e si salva emozioni anche al 92esimo, adesso 93 di gioco, manca 1 minuto, ma il gioco è fermo, probabilmente si recupererà qualcosa. È rimasto a terra anche Ameyan nel frattempo. No, Ameyan no, è in piedi in realtà Ameyan. Adesso cerchiamo di capire di chi si tratta. È stato nello scontro forse con un difensore, probabilmente con Macaluso, ma perché Agnello aveva la palla, sta per lanciare, quindi tocca la mandibola. Forse il collo per Presti Monaco. Si riparte dunque con questa rimessa laterale. De Giorgi, vediamo se restituirà la palla o se invece continuerà a giocare. Vediamo, minuto 94. Nel frattempo esce dal campo Presti Monaco, il capitano, maglia numero 8. È entrato in campo Di Bella con la 18. E poi un altro cambio. Dovrebbe essere uscito Alessi. Tanto si continua a giocare con questa palla. Alessi, partita perfetta per lui. Poi casca giù, lotta da terra. Ed è calcio di punizione, fallo di Alessi. C'è stato un altro cambio. Adesso cercheremo di dirvi chi è entrato, probabilmente al posto di Coppa, che non lo vediamo più. Ma c'è stato un momento di confusione. Adesso cercheremo di comunicarvi l'ultimo entrato. Urla qui Porpe, vuole caricare i suoi. 0-0, ricordiamo, 95esimo minuto per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Gioco fermo per qualche minuto, circa 2 minuti, 1 minuto e mezzo in realtà di gioco fermo.
calcio di punizione, batte verso la porta Porpe, palla lì Macaluso da 2 passi, l'avevamo detto anche nella intro, e con questo gol termina anche la partita. Un gol proprio nei minuti finali da parte di Macaluso. Ed effettivamente durante la nostra intro avevamo detto che un giocatore come Macaluso può essere importante nelle sue conclusioni con delle deviazioni anche sotto porta. Infatti fa 1-0 al minuto 95. Qui l'abbraccio con tutti i compagni, bellissimo, l'esultanza della panchina, qui tutti gli abbracci. Dall'altra parte invece Atletico Stella d'Oriente perde la partita per 1-0, ma una gara comunque veramente ben giocata da parte della formazione ospite, che perde però con un grandissimo onore 1-0 con un super Vis Palermo che comunque ha giocato una grande gara, ma nei minuti finali la voglia di vincere è stata probabilmente maggiore rispetto a quella invece della formazione ospite, che ha tentato maggiormente di guadagnare qualche secondo, probabilmente con esperienza, chiaramente con qualità, chiaramente, per accontentarsi del pareggio, cosa che invece alla Vis Palermo non andava bene. Calcio di punizione, palla in mezzo, Macaluso da 2 passi non sbaglia, fa 1-0 e vittoria Vis Palermo, che adesso sale a quota 20 punti. Vi ringrazio per l'attenzione, qui da Marco Genduso di Sportissimi è tutto, alla prossima.